Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo incontro dedicato alla chitarra e amici per Castelfranco. Io sono Alberto Mesirca e ringrazio ancora l'assessore Pivotti e tutta l'amministrazione comunale per avermi invitato a partecipare a questa manifestazione, sperando che un po' di musica possa giovare in questo periodo così difficile. Vorrei iniziare la serata di stasera con un'opera di Fernando Sor, un artista classico catalano che ha vissuto gran parte della sua vita a Parigi e che ha composto un'introduzione e variazioni sul tema O cara armonia tratta dal flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart.
Vorrei continuare il recital di questa sera con due brani spagnoli, di cui il primo è di un pianista spagnolo che si chiama Enrique Granados, che ha scritto 12 danze spagnole, di cui una, numero 5, prende il titolo di Andalusa, danza andalusa, di Enrique Granados.
L'ultimo pezzo della serata è un brano di un altro compositore spagnolo che si chiama Isaac Albéniz e che ha dedicato al pianoforte tantissime opere ispirate alla tradizione ispanica. E questo lavoro si chiama Granada. Vi ringrazio per essere stati di nuovo con me in questo bellissimo teatro e spero di rivedervi presto in qualche sala da concerto. Grazie mille ancora.